Bene, bene, si inizia. Strada degli eroi, giusto questa? La strada degli eroi, una delle strade più straordinarie che si possano trovare sulle Alpi. 12 medaglie d'oro al valor militare vengono celebrate nei 2 chilometri finali di questo percorso che parte da Passo Pian delle Fugazze, tra Veneto e Trentino, e sale fino al Rifugio Papa. L'itinerario misura 10 km e mezzo per 760 metri di dislivello. La galleria dedicata al generale Davé segna l'inizio del tratto più strepitoso, il percorso propriamente conosciuto come Strada degli Eroi. Oltre alla galleria, come ormai d'abitudine quando salgo fin quassù, la nebbia avvolge le rocce e i paracarri in pietra che delimitano la carreggiata sfumano nel bianco nulla, solo pochi metri davanti alle nostre ruote. Le nubi si alzano e ci lasciano godere della meraviglia di questo percorso scavato nella roccia a picco sulla Val Canale. Durante la guerra questo era solo un sentiero che poi venne allargato per permettere un accesso più comodo alla zona sacra del Pasubio, in alternativa alla strada degli Scarubbi, esposta a nord e quindi coperta di neve per un periodo più lungo dell'anno. Il Rifugio Papa indica la fine della strada, anche se per noi oggi avrebbe dovuto essere una meta intermedia.
Giunti all'Arco Romano, eretto presso il cimitero italiano della Brigata Liguria con la celebre iscrizione "Di qui non si passa", lo superiamo per arrivare alla chiesetta di Santa Maria del Pasubio, non distante dal Passo Sette Croci. Una bella rampa qua, Poco dopo, sul sentiero che ci dovrebbe condurre verso il rifugio Lancia per concludere il nostro tragitto, la neve ci suggerisce di girare i tacchi e tornare sui nostri passi. Non ci dispiace ripercorrere in discesa questo percorso monumentale.